Questa iniziativa di oggi è stata fortemente voluta dalla segreteria provinciale del SIM Carabinieri, del quale sono segretario generale provinciale. Siamo riusciti ad avere la fortuna anche di avere una bella giornata da tutti i punti di vista, sia dalla partecipazione, il clima ci ha aiutato tanto, e poi abbiamo avuto 2 tornei, uno di padel e uno di calcetto, che abbiamo riempito le partecipazioni. Ma la cosa più importante di oggi è stata la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è rivolta a tutti, che ha dato molti frutti, e poi è una cosa molto importante di cui se ne parla poco, ma che è l'unica cosa che riesce a salvare la vita alle persone. La prevenzione è importantissima, siamo qua presenti lo staff del centro gestionale screening dell'ospite Agrigento, grazie al segretario generale SIM Luigi Galvano. La prevenzione è importantissima, siamo qua per fare promozione dei 3 screening che l'ospite Agrigento offre gratuitamente, che ricordo sono lo screening della mammella rivolto alle donne di età compresa 50-69 anni, lo screening del colon retto rivolto a uomini e donne di età compresa 50-69 anni e lo screening della cervice uterina rivolto alle donne di età compresa 25-64 anni. Oggi è una giornata che ha coniugato lo sport e la salute, la possibilità da parte dell'ASP di poter usufruire per tutti i cittadini dai 50-69 anni dello screening del tumore al colon retto e per le donne dello screening del tumore alla mammella. Oggi quindi questa possibilità che ha coniugato la prevenzione allo sport. Sì, sicuramente è una bellissima iniziativa, è un'iniziativa lodevole, bella sia per la popolazione di Raffadali che anche per le persone che stanno partecipando. Ringrazio tantissimo il nostro vice segretario regionale Pierera Endoli, che si è attivato tantissimo, assieme al segretario generale aggiunto del SIM dei Carabinieri Luigi Galvano, che sono i promotori di questa iniziativa, bellissima iniziativa. Sicuramente non mancherà occasione di estenderla per altri eventi e far partecipare anche la popolazione di Raffadale, nonché tutte le famiglie delle forze dell'ordine. Un'iniziativa lodevole, devo ringraziare innanzitutto i sindacati dei Carabinieri SIM, Luigi Galvano e Anthony Pirrera del SINAP, quindi della Polizia Penitenziaria, per aver organizzato questa meravigliosa giornata, una giornata dedita alla promozione sulla prevenzione per patologie oncologiche importanti che coinvolge gran parte dei cittadini. La manifestazione oggi serve per fare questa promozione alla prevenzione. Abbiamo qui la presenza dei medici dell'ASP di Agrigento, che ringrazio. Penso che iniziative del genere ne devono nascere tante, perché la prevenzione è importantissima al fine di evitare quello che purtroppo ancora succede, che morti oncologici per una mancata prevenzione. Malattie che scoperte in tempo potrebbero salvare vite umane. Tutto questo lo si deve grazie a uno sponsor che è uno sponsor assicurativo, che noi ringraziamo, che è l'Alleanza Assicurazione, che ha voluto come sempre sponsorizzare manifestazioni di interesse non solo culturale, ma in questo caso anche interesse sociale e sanitario.